C'era un uomo di Ramataim, un sufita delle montagne di Efraim, chiamato Elkanà, figlio di Jerocam, figlio di Eliu, figlio di Tocu, figlio di Suf, l'Efraimita. Aveva due mogli, l'una chiamata Anna, l'altra Peninnà. Peninnà aveva figli, mentre Anna non ne aveva. Quest'uomo saliva ogni anno dalla sua città per prostrarsi e sacrificare al Signore degli eserciti a Silo, dove erano i due figli di Eli, Ofni e Fines, sacerdoti del Signore. Venne il giorno in cui Elkanà offrì il sacrificio. Ora egli soleva dare alla moglie Peninnà e a tutti i figli e le figlie di lei le loro parti. Ad Anna invece dava una parte speciale, poiché egli amava Anna, sebbene il Signore ne avesse reso sterile il grembo. La sua rivale per giunta l'affliggeva con durezza a causa della sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così avveniva ogni anno. Mentre saliva alla casa del Signore, quella la mortificava. Allora Anna si metteva a piangere e non voleva mangiare. Elkanà, suo marito, le diceva: «Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli?» Anna si alzò dopo aver mangiato e bevuto a Silo. In quel momento il sacerdote Eli stava seduto sul suo seggio davanti a uno stipite del Tempio del Signore. Ella aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore, piangendo dirottamente. Poi fece questo voto: «Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita, e il rasoio non passerà sul suo capo». Mentre ella prolungava la preghiera davanti al Signore, Eli stava osservando la sua bocca. Anna pregava in cuor suo e si muoveva soltanto le labbra, ma la voce non si udiva. Perciò Eli la ritenne ubriaca. Le disse Eli: «Fino a quando rimarrai ubriaca? Smaltisci il tuo vino». Anna rispose: «No, mio Signore, io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al Signore. Non considerare la tua schiava una donna perversa, poiché finora mi ha fatto parlare l'eccesso del mio dolore e della mia angoscia». Allora Eli le rispose: «Vai in pace, e il Dio di Israele ti conceda quello che gli hai chiesto». Ella replicò: «Possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi». Poi la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo volto non fu più come prima. Il mattino dopo si alzarono e dopo essersi prostrati davanti al Signore tornarono a casa a Rama. Elkanà si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Così, al finir dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, perché, diceva, al Signore l'ho richiesto. Quando poi Elkanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò perché disse al marito: «Non verrò finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore. Poi resterà là per sempre». Le rispose Elkanà, suo marito: «Fa pure quanto ti sembra meglio, rimani finché tu l'abbia svezzato, adempia il Signore la sua parola». La donna rimase e allattò il figlio finché l'ebbe svezzato. Dopo averlo svezzato, lo portò con sé con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore al Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e lei disse: «Perdona, mio Signore, per la tua vita. Mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono davanti al Signore. Allora Anna pregò così: «Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Non c'è santo come il Signore, perché non c'è altri all'infuori di te, e non c'è roccia come il nostro Dio. Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono ponderate le azioni. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore.
I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Perché al Signore appartengono i cardini della terra, e su di essi egli poggia il mondo. Sui passi dei fedeli egli veglia, ma i malvagi tacciono nelle tenebre, poiché con la sua forza l'uomo non prevale. Il Signore distruggerà i suoi avversari, contro di essi tuonerà dal cielo. Il Signore giudicherà le estremità della terra, darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo consacrato. Poi Elcanà tornò a Rama, a casa sua, e il fanciullo rimase a servire il Signore alla presenza del sacerdote Eli. Ora i figli di Eli erano uomini perversi, non riconoscevano il Signore, né le usanze dei sacerdoti nei confronti del popolo. Quando uno offriva il sacrificio, veniva il servo del sacerdote, mentre la carne cuoceva, con in mano una forcella a 3 denti, e la infilava nella pentola o nella marmitta o nel tegame o nella caldaia, e tutto ciò che la forcella tirava su, il sacerdote lo teneva per sé. Così facevano con tutti gli israeliti che venivano là, a Silo. Inoltre, prima che fosse bruciato il grasso, veniva ancora il servo e il sacerdote e diceva a chi offriva il sacrificio: «Dammi la carne da arrostire per il sacerdote, perché non vuole avere da te carne cotta, ma cruda». Se quegli rispondeva: «Si bruci prima il grasso, poi prenderai quanto vorrai», replicava: «No, me la devi dare ora, altrimenti la prenderò con la forza». Il peccato di quei servitori era molto grande davanti al Signore, perché disonoravano l'offerta del Signore. Samuele prestava servizio davanti al Signore come servitore, cinto di efod di lino. Sua madre gli preparava una piccola veste e gliela portava ogni anno, quando andava con il marito a offrire il sacrificio annuale. Eli allora benediceva Elcanà e sua moglie e diceva: «Ti concede il Signore alta prole da questa donna in cambio della richiesta fatta per il Signore». Essi tornarono a casa e il Signore visitò Anna, che concepì e partorì ancora 3 figli e 2 figlie. Frattanto il fanciullo Samuele cresceva presso il Signore. Eli era molto vecchio e sentiva quanto i suoi figli facevano a tutto Israele e come essi giacevano con donne che prestavano servizio all'ingresso della tenda del convegno. Perciò disse loro: «Perché fate tali cose? Io infatti sento che tutto il popolo parla delle vostre azioni cattive. No, figli, non è bene ciò che io odo di voi, che cioè sviate il popolo del Signore. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio potrà intervenire in suo favore, ma se l'uomo pecca contro il Signore, chi potrà intercedere per lui? Ma non ascoltarono la voce del padre, perché il Signore aveva deciso di farli morire». Invece il giovane Samuele andava crescendo ed era gradito al Signore e agli uomini. Un giorno venne un uomo di Dio da Eli e gli disse: «Così dice il Signore: non mi sono forse rivelato alla casa di tuo padre mentre erano in Egitto, in casa del faraone? L'ho scelto da tutte le tribù di Israele come mio sacerdote, perché salga all'altare, bruci l'incenso e porti l'efod davanti a me. Alla casa di tuo padre ho anche assegnato tutti i sacrifici consumati dal fuoco offerti dagli israeliti. Perché dunque avete calpestato i miei sacrifici e le mie offerte, che ho ordinato nella mia dimora, e tu hai avuto più riguardo per i tuoi figli che per me? E vi siete paciuti con le primizie di ogni offerta di Israele al mio popolo? Perciò ecco l'oracolo del Signore, Dio di Israele. Sì, avevo detto alla tua casa e alla casa di tuo padre che avrebbero sempre camminato la mia presenza, ma ora, oracolo del Signore, non sia mai. Perché chi mi onorerà, anch'io lo onorerò. Chi mi disprezzerà sarà oggetto di disprezzo. Ecco, verranno giorni in cui io troncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre, sì che non vi sia più un anziano nella tua casa. Vedrai un tuo nemico nella mia dimora e anche il bene che egli farà a Israele, mentre non ci sarà mai più un anziano nella tua casa. Qualcuno dei tuoi tuttavia non lo strapperò dal mio altare, perché ti si consumino gli occhi e si strazi il tuo animo.
Ma tutta la prole della tua casa morirà appena adulta. Sarà per te un segno quello che avverrà ai tuoi 2 figli, a Ofni e Fines. Nello stesso giorno moriranno tutti e 2. Dopo farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele, che agirà secondo il mio cuore e il mio animo. Gli darò una casa stabile e camminerà davanti al mio consacrato per sempre. Chiunque sarà superstite della tua casa andrà a prostrarsi davanti a lui per un po' di denaro e per un pezzo di pane e dirà: ammettimi a qualunque ufficio sacerdotale, perché possa mangiare un tozzo di pane. Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto, i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: Samuele. Ed egli rispose: eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato, eccomi. Egli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Ma quello rispose di nuovo: non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la 3ª volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: vattene a dormire e se ti chiamerà dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. E Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta. Allora il Signore disse a Samuele: ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo la sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici, né con le offerte. Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però temeva di manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: Samuele, figlio mio. Rispose: eccomi. Disse: che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio faccia a te anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto. E allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla e disse: è il Signore, faccia ciò che a lui pare bene. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. Il Signore continuò ad apparire a Silo, perché il Signore si rivelava a Samuele a Silo con la sua parola. La parola di Samuele giunse a tutto Israele. In quei giorni i Filistei si radurarono per combattere contro Israele. Allora Israele scese in campo contro i Filistei. Essi si accamparono presso Eben-Ezer, mentre i Filistei si erano accampati ad Efec. I Filistei si schierarono contro Israele e la battaglia divampò, ma Israele fu sconfitto di fronte ai Filistei e caddero sul campo delle loro schiere circa 4.000 uomini. Quando il popolo fu rientrato dall'accampamento, gli anziani di Israele si chiesero: perché ci ha sconfitti oggi il Signore di fronte ai Filistei? Andiamo a prenderci l'arca dell'alleanza del Signore a Silo, perché venga in mezzo a noi e ci liberi dalle mani dei nostri nemici. Il popolo mandò subito alcuni uomini a Silo a prelevare l'arca dell'alleanza del Signore degli eserciti, che siede sui cherubini. C'erano con l'arca dell'alleanza di Dio i 2 figli di Eli, Ofni e Fines. Non appena l'arca dell'alleanza del Signore giunse all'accampamento, gli israeliti elevarono un urlo così forte che ne tremò la terra.
Anche i Filistei udirono l'eco di quell'urlo e dissero: «Che significa quest'urlo così forte nell'accampamento degli ebrei?» Poi vennero a sapere che era arrivata nel loro campo l'arca del Signore. I Filistei ne ebbero timore e si dicevano: «È venuto Dio nell'accampamento». Ed esclamavano: «Guai a noi, perché non è stato così né ieri né prima. Guai a noi, chi ci libererà dalle mani di queste divinità così potenti?» Queste divinità hanno colpito con ogni piaga l'Egitto nel deserto. Siate forti e siate uomini, o Filistei, altrimenti sarete schiavi degli ebrei, come essi sono stati vostri schiavi. Siate uomini dunque e combattete. Quindi i Filistei attaccarono battaglia. Israele fu sconfitto e ciascuno fuggì alla sua tenda. La strage fu molto grande. Dalla parte di Israele caddero 30.000 fanti. In più l'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Ofni e Fines, morirono. Uno della tribù di Beniamino fuggì dallo schieramento e venne a Silo il giorno stesso, con le vesti stracciate e polvere sul capo. Quando giunse, Eli stava seduto sul seggio presso la porta e scrutava la strada, perché aveva il cuore in ansia per l'arca di Dio. Venne dunque quell'uomo e diede l'annuncio in città, e tutta la città alzò lamenti. Eli, sentendo il rumore delle grida, si chiese: «Che sarà questo rumore tumultuoso?» Intanto l'uomo avanzò in ganfetta e portò l'annuncio a Eli. Eli aveva 98 anni, aveva lo sguardo fisso e non poteva più vedere. Disse dunque quell'uomo a Eli: «Sono giunto dallo schieramento. Sono fuggito oggi dallo schieramento». Eli domandò: «Che è dunque accaduto, figlio mio?» Rispose il messaggero: «Israele è fuggito davanti ai Filistei e nel popolo v'è stata una grande sconfitta. Inoltre i tuoi due figli, Ofni e Fines, sono morti e l'arca di Dio è stata presa». Appena quegli ebbe accennato all'arca di Dio, Eli cadde all'indietro dal seggio sul lato della porta, si ruppe la nuca e morì, perché era vecchio e pesante. Egli era stato giudice di Israele per 40 anni. La nuora di lui, moglie di Fines, incinta e prossima al parto, quando sentì la notizia che era stata presa l'arca di Dio e che erano morti il suocero e il marito, s'accasciò e, colta dalle doglie, partorì. Mentre era sul punto di morire, le dicevano quelle che le stavano attorno: «Non temere, hai partorito un figlio». Ella non rispose e non vi fece attenzione. Ma chiamò il bambino Icabod, dicendo: «Se n'è andata lontano da Israele la gloria», riferendosi alla cattura dell'arca di Dio, al suocero e al marito. Disse: «Se n'è andata lontano da Israele la gloria», perché era stata presa l'arca di Dio. C'era un uomo della tribù di Beniamino chiamato Chis, figlio di Abiel, figlio di Seror, figlio di Becorat, figlio di Afiac, un beniamita, uomo di valore. Costui aveva un figlio chiamato Saul, prestante e bello. Non c'era nessuno più bello di lui tra gli israeliti. Superava dalla spalla in su chiunque altro del popolo. Ora le asine di Chis, padre di Saul, si smarrirono. E Chis disse al figlio Saul: «Su, prendi con te uno dei domestici e parti subito in cerca delle asine». Attraversarono le montagne di Efraim, passarono al territorio di Sarisà, ma non le trovarono. Si recarono allora nel territorio di Salim, ma non c'erano. Poi percorsero il territorio di Beniamino, ma non le trovarono. Quando arrivarono nel territorio di Suf, Saul disse al domestico, che era con lui: «Su, torniamo indietro, altrimenti mio padre smetterà di pensare alle asine e comincerà a preoccuparsi di noi». Gli rispose: «Ecco, in questa città c'è un uomo di Dio, ed è un uomo temuto in alta considerazione. Tutto quello che dice si avvera certamente. Ebbene, andiamoci. Forse ci indicherà la via che dobbiamo battere». Rispose Saul al domestico: «Sì, andiamo. Ma che porteremo a quell'uomo? Il pane delle nostre sporte è finito e non abbiamo alcun dono da portare all'uomo di Dio. Che abbiamo?» Ma il domestico, rispondendo a Saul, soggiunse: «Guarda, mi ritrovo in mano un quarto di siclo d'argento. Lo darò all'uomo di Dio ed egli ci indicherà la nostra via». Una volta in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva: «Su, andiamo dalla gente».
perché quello che oggi si chiama profeta, allora si chiamava reggente. Disse dunque Saullo al domestico: hai detto bene, su, andiamo. E andarono nella città dove era l'uomo di Dio. Mentre essi salivano il pendio della città, trovarono delle ragazze che uscivano ad attingere acqua e chiesero loro: e qui il veggente? Quelle risposero dicendo: sì, eccolo davanti a te, ma fa presto, ora infatti è arrivato in città, perché oggi il popolo celebra un sacrificio sull'altura. Entrando in città lo troverete subito, prima che salga dall'altura per il banchetto, perché il popolo non si mette a mangiare finché egli non sia arrivato. Ed infatti deve benedire il sacrificio e dopo gli invitati mangiano. Ora salite, perché lo vedrete subito. Salirono dunque dalla città. Mentre essi stavano per entrare in città, ecco che Samuele stava uscendo in direzione opposta, per salire sull'altura. Il Signore aveva rilevato all'orecchio di Samuele un giorno prima che giungesse Saul: domani a quest'ora ti manderò un uomo dalla terra di Beniamino, e tu lo ungerai come capo del mio popolo Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei filistei, perché io ho guardato il mio popolo, essendo giunto fino a me il suo grido. Quando Samuele vide Saullo, il Signore gli confermò: ecco l'uomo di cui ti ho parlato, costui reggerà il mio popolo. Saullo si accostò a Samuele in mezzo alla porta e gli chiese: indicami per favore la casa del veggente. Samuele rispose a Saullo: sono io il veggente, precedimi sull'altura. Oggi voi due mangerete con me. Ti concederò domani mattina e ti darò indicazioni su tutto ciò che hai in mente. Riguardo poi alle tue asine smarrite 3 giorni fa, non stai in pensiero, perché sono state ritrovate. A chi del resto appartiene quel che c'è di prezioso in Israele, se non a te, a tutta la casa di tuo padre. Rispose Saullo: non sono io forse un beniamita della più piccola tribù di Israele? La mia famiglia non è forse la più piccola fra tutte le famiglie della tribù di Beniamino? Perché mi ha parlato in questo modo? Ma Samuele prese Saullo e il suo domestico e li fece entrare nella sala e assegnò loro il posto a capo degli invitati, che erano una trentina. Quindi Samuele disse al cuoco: portami una porzione che gli avevo dato, dicendogli: mettila da parte. Il cuoco prese la coscia con la parte che sta sopra, la pose davanti a Saullo e disse: ecco, quel che è rimasto ti è posto davanti, mangia, perché è questa circostanza che è stato conservato per te. Quando si è detto: ho invitato il popolo. Così quel giorno Saul mangiò con Samuele. Scesero poi dall'altura in città e Samuele si intrattenne con Saullo sulla terrazza. Di buon mattino, al sorgere dell'aurora, Samuele chiamò Saullo, che era sulla terrazza, dicendogli: alzati, perché devo congedarti. Saul si alzò e ambedue, lui e Samuele, uscirono. Quando non furono scesi alla periferia della città, Samuele disse a Saullo: ordina al domestico che vada avanti. E il domestico passò oltre. Tu fermati un momento, perché ti possa comunicare la parola di Dio. Samuele prese allora l'ampolla dell'olio e gliela versò sulla testa. Poi la baciò dicendo: non ti ha forse unto il Signore come capo della sua eredità? Oggi, quando sarai partito da me, troverai 2 uomini presso la tomba di Rachele, sul confine con Beniamino, a Sarsacca. Essi gli diranno: sono state ritrovate le asine che sei andato a cercare, ed ecco che tuo padre non bada più alla faccenda delle asine, ma è preoccupato per voi e va dicendo: che cosa devo fare per mio figlio? Passerai di là e andrai oltre. Quando arriverai alla quercia di Tabor, ti troverai 3 uomini che salgono a onorare Dio e Betel. Uno porterà 3 capretti, l'altro porterà 3 pani rotondi, il terzo porterà 1 odre di vino. Ti domanderanno se stai bene e ti daranno 2 pani, che tu prenderai dalle loro mani. Giungerai poi a Gabà di Dio, dove c'è una guarnigione di Filistei, ed entrando in città incontrerai un gruppo di profeti che scenderanno dall'altura, preceduti da tamburelli, flauti e cedre, che agiranno da profeti.
Lo Spirito del Signore irromperà anche su di te e ti metterai a fare il profeta insieme con loro e sarai trasformato in un altro uomo. Quando questi segni che ti riguardano saranno accaduti, farai quanto vorrai, perché Dio sarà con te. Scenderai al Galgala, procedendomi, ed ecco, io ti raggiungerò per offrire olocausti e immolare sacrifici di comunione. 7 giorni aspetterai finché io verrò da te e ti indicherò quello che dovrai fare. Appena egli ebbe voltato le spalle per partire da Samuele, Dio gli mutò il cuore e tutti questi segni si verificarono il giorno stesso. Arrivarono là, a Gabà, ed ecco una schiera di profeti di fronte a loro. Lo Spirito di Dio irruppe su di lui e si mise a fare il profeta in mezzo a loro. Quanti lo avevano conosciuto prima, vedendolo d'un tratto fare il profeta con i profeti, si dissero l'un l'altro: chi è accaduto al figlio di Chis? E dunque anche Saul tra i profeti. Uno del luogo disse: e chi è il loro padre? Per questo passò il proverbio l'espressione: e dunque anche Saul tra i profeti. Quando ebbe terminato di profetare, andò sull'altura. Lo zio di Saul chiese poi a lui, dal suo domestico: dove siete andati? Rispose: a cercare le asine, e vedendo che non c'erano, ci siamo recati da Samuele. Lo zio di Saul lo soggiunse: raccontami quello che vi ha detto Samuele. Saul rispose allo zio: ci ha assicurato che le asine erano state ritrovate, ma non gli riferì il discorso del regno che gli aveva tenuto Samuele. Samuele convocò il popolo davanti a Dio, a Mispa, e disse agli israeliti: dice il Signore, Dio di Israele: io ho fatto salire Israele dall'Egitto e l'ho liberato dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti i regni che li affliggevano. Ma voi oggi avete ripudiato il vostro Dio, il quale solo Nagas l'ammonita si mosse e pose il campo contro Jabes di Galad. Tutti i cittadini di Jabes di Galad dissero allora a Nagas: fa un patto con noi e ti saremo sudditi. Rispose loro Nagas l'ammonita: a queste condizioni farò un patto con voi: possa io cavare a tutti voi l'occhio destro e porre tale gesto a oltraggio di tutto Israele. Di nuovo chiesero gli anziani di Jabes: lasciaci 7 giorni per inviare messaggeri in tutto il territorio di Israele. Se nessuno verrà a salvarci, usciremo incontro a te. I messaggeri arrivarono a Gaba di Saul e ripetirono quelle parole davanti al popolo, e tutto il popolo levò la voce e pianse. Ma ecco che Saul veniva dalla campagna dietro l'armento. Chiese dunque Saul: chi ha il popolo da piangere? Riperirono a lui le parole degli uomini di Jabes. Lo Spirito di Dio irruppe allora su Saul ed egli, appena udite quelle parole, si irritò molto. Prese un paio di buoi, li fece a pezzi e li inviò in tutto il territorio di Israele per mezzo di messaggeri con questo proclama: a chi non uscirà dietro Saul e dietro Samuele, così sarà fatto dei suoi buoi. Cadde il terrore del Signore sul popolo e si mossero come un solo uomo. Saul li passò in rassegna a Bezec e risultarono 300.000 israeliti e 30.000 di Giuda. Dissero allora ai messaggeri che erano giunti: direte ai cittadini di Jabes di Galad: domani, quando il sole comincerà a scaldare, sarete salvi. I messaggeri partirono e riferirono agli uomini di Jabes, che ne ebbero grande gioia. Allora gli uomini di Jabes dissero a Nagas: domani usciremo incontro a voi e ci farete quanto sembrerà bene ai vostri occhi. Il giorno dopo Saul divise il popolo in 3 schiere e irruppe in mezzo al campo sul far del mattino. Batterono gli ammoniti finché il giorno si fece caldo. Quelli che scamparono furono dispersi, non ne rimasero 2 insieme. Il popolo allora disse a Samuele: chi ha detto dovrà forse regnare Saul su di noi? Consegnaci costoro e li faremo morire. Ma Saul disse: oggi non si deve far morire nessuno,
perché in questo giorno il Signore ha operato la salvezza in Israele. Samuele ordinò al popolo: su, andiamo a Galgala, là inaugureremo il regno. Tutto il popolo andò a Galgala e là, davanti al Signore a Galgala, riconobbero Saul come re. Qui offrirono anche sacrifici di comunione davanti al Signore con grande gioia, Saul e tutti gli israeliti. Allora Samuele disse a tutto Israele: ecco, ho ascoltato la vostra voce in tutto quello che mi avete detto e ho costituito su di voi un re. Ora, ecco che il re procede davanti a voi. Quanto a me, sono diventato vecchio e canuto e i miei figli eccoli tra voi. Io ho camminato dalla mia giovinezza fino ad oggi sotto i vostri occhi. Eccomi, pronunciatevi a mio riguardo alla presenza del Signore e del suo consacrato. A chi ho portato via il bue? A chi ho portato via l'asino? Chi ho trattato con prepotenza? A chi ho fatto offesa? Da chi ho accettato un regalo per chiudere gli occhi a suo riguardo? Sono qui a restituire. Risposero: non ci hai trattato con prepotenza, né ci hai fatto offesa, né hai preso nulla da nessuno. Egli soggiunse loro: è testimone il Signore contro di voi, ed è testimone oggi il suo consacrato, che non trovaste niente in mano mia. Risposero: sì, è testimone. Allora Samuele disse al popolo: è il Signore che ha stabilito Mosè e Aronne e che ha fatto salire i vostri padri dalla terra d'Egitto. Ora fatevi avanti, perché voglio giudicarvi davanti al Signore, a causa di tutti i benefici che il Signore ha operato con voi e con i vostri padri. Quando Giacobbe andò in Egitto e i vostri padri gridarono al Signore, il Signore mandò loro Mosè e Aronne, che li fecero uscire dall'Egitto e li fecero risiedere in questo luogo. Ma essi dimenticarono il Signore, loro Dio, ed egli gli consegnò il potere di Sisara, capo dell'esercito di Asor, e in mano dei Filistei e in mano del re di Moab, che mossero loro guerra. Essi gridarono al Signore e dissero: abbiamo peccato, perché abbiamo abbandonato il Signore e abbiamo servito il Baal e le Astarte. Ma ora liberici dalle mani dei nostri nemici e serviremo te. Allora il Signore vi mandò Jerubbaal e Barak e Jefte e Samuele, e vi liberò dalle mani dei nemici che vi circondavano, e siete vissuti tranquilli. Eppure, quando avete visto che Nacas, re degli Ammoniti, muoveva contro di voi, mi avete detto: no, un re regni sopra di noi. Invece il Signore, vostro Dio, è il vostro re. Ora ecco il re che avete scelto e che avevate chiesto. Ecco che il Signore ha posto un re sopra di voi. Dunque, se temerete il Signore, se lo servirete e ascolterete la sua voce e non sarete ribelli alla parola del Signore, voi e il re che regna su di voi sarete con il Signore vostro Dio. Se invece non ascolterete la voce del Signore e sarete ribelli alla sua parola, la mano del Signore peserà su di voi e sui vostri padri. Fatevi avanti ancora e osservate questa grande cosa che il Signore sta per compiere sotto i vostri occhi. Non è forse questo il tempo della mietitura del grano? Ma io griderò al Signore ed egli manderà tuoni e pioggia. Così vi persuaderete e constaterete che grande è il male che avete fatto davanti al Signore, chiedendo un re per voi. Samuele allora invocò il Signore e il Signore mandò subito tuoni e pioggia in quel giorno. Tutto il popolo ebbe grande timore del Signore e di Samuele. Tutto il popolo perciò disse a Samuele: prega il Signore tuo Dio per noi tuoi servi che non abbiamo a morire, perché abbiamo aggiunto a tutti i nostri peccati il male di aver chiesto per noi un re. Samuele disse al popolo: non temete, voi avete fatto tutto questo male, ma almeno non allontanatevi dal Signore, anzi servite Lui, il Signore, con tutto il cuore. Non allontanatevi dietro nullità che non possono giovare né salvare, perché appunto sono nullità. Certo, il Signore non abbandonerà il suo popolo a causa del suo grande nome, perché il Signore ha deciso di fare di voi il suo popolo. Quanto a me, non sia mai che io pecchi contro il Signore, tralasciando di supplicare per voi e di indicarvi la via buona e retta. Solo temete il Signore e servitelo fedelmente con tutto il cuore.
Considerate infatti le grandi cose che ha operato tra voi. Se invece vorrete fare il male, voi e il vostro re perirete. Saul era nel pieno degli anni quando cominciò a regnare e regnò 2 anni su Israele. Egli si scelse 3.000 uomini da Israele, 2.000 stavano con Saul a Michmas e sul monte di Betel, e 1.000 stavano con Gionta a Gaba di Beniamino. Rimandò invece il resto del popolo, ciascuno alla sua tenda. Allora Gionata sconfisse la guarnigione dei Filistei che era a Gaba, e i Filistei lo seppero. Ma Saul tuonò il corno in tutta la regione, gridando: ascoltino gli ebrei. Tutto Israele udì e corse la voce. Saul ha battuto la guarnigione dei Filistei e ormai Israele si è urtato con i Filistei. Il popolo si radunò dietro Saul a Galgala. I Filistei si radunarono per combattere Israele con 30.000 carri e 6.000 cavalieri e una moltitudine, numerosa come la sabbia che è sulla spiaggia del mare. Così si levarono e posero il campo a Michmas, a oriente di Bet Aven. Quando gli israeliti videro di essere alle strette e che il popolo era incalzato, cominciarono a nascondersi nelle grotte, nelle cavità, fra le rocce, nelle fosse e nelle cisterne. Alcuni ebrei passarono oltre il Giordano, nella terra di Gad e di Galaad. Saul restava a Galgala e tutto il popolo che era con lui si impaurì. Aspettò tuttavia 7 giorni per l'appuntamento fissato da Samuele. Ma Samuele non arrivava a Galgala e il popolo cominciò a disperdersi lontano da lui. Allora Saul diede ordine: portatemi l'olocausto e i sacrifici di comunione. Quindi offrì l'olocausto. Ed ecco, appena ebbe finito di offrire l'olocausto, giunse Samuele e Saul gli uscì incontro per salutarlo. Samuele disse: che hai fatto? Saul rispose: vedendo che il popolo si disperdeva lontano da me e tu non venivi all'appuntamento, mentre i Filistei si riunivano a Michmas, ho detto: ora scenderanno i Filistei contro di me a Galgala, mentre io non ho ancora placato il Signore. Perciò mi sono fatto ardito e ho offerto l'olocausto. Rispose Samuele a Saul: hai agito da stolto, non osservando il comando che il Signore tuo Dio ti aveva dato, perché in questa occasione il Signore avrebbe reso stabile il tuo regno su Israele per sempre. Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è già scelto un uomo secondo il suo cuore e gli comanderà di essere capo del suo popolo, perché tu non hai osservato quanto ti aveva comandato il Signore. Samuele poi si alzò e salì da Galgala a Gaba di Beniamino. Saul contò la gente che si trovava con lui. Erano 600 uomini. Saul e Gionata e la gente rimasta con loro stavano a Gaba di Beniamino e i Filistei erano accampati a Michmas. Dall'accampamento filisteo uscì una pattuglia d'assalto divisa in 3 schiere. Una si diresse sulla via di Ofra, verso la regione di Sua, un'altra si diresse sulla via di Bet Oron, la terza schiera si diresse sulla strada della regione che guarda la valle di Seboim verso il deserto. Allora non si trovava un fabbro in tutta la terra di Israele, perché, così dicevano i Filistei, gli ebrei non fabbrichino spade o lance. Così gli israeliti dovevano sempre scendere dai Filistei per affilare ognuno l'arato o la zappa o la scure o il vomere dell'arato. Il prezzo era di 1 pin per l'arato e le zappe e di 1/3 di siclo per le scuri e per addrizzare il pungolo. Nel giorno della battaglia, tra tutta la gente che stava con Saul e Gionata, non si trovò in mano ad alcuno né spada né lancia. Se ne trovò solo per Saul e suo figlio Gionata. Intanto una guarnigione di Filistei era uscita verso il passo di Michmas.
Un giorno Gionata, figlio di Saulo, disse al suo scudiero: «Su, portiamoci fino alla postazione dei Filistei che sta qui di fronte». Ma non disse nulla a suo padre. Saulo se ne stava a limitare di Gaba, sotto il melograno che si trova a Migron. La gente che era con lui ammontava circa 600 uomini. Achia, figlio di Achitub, fratello di Cabò, figlio di Finees, figlio di Eli, sacerdote del Signore a Silo, portava l'efod e il popolo non sapeva che Gionata era partito. Tra i varchi che Gionata cercava per passare alla postazione dei Filistei c'era un dente di roccia da una parte e un dente dall'altra parte. Uno si chiamava Boses, l'altro Senne. Uno dei denti si ergeva di fronte a Micmas a settentrione, l'altro era di fronte a Geba a meridione. Gionata disse allo scudiero: «Vieni, avviciniamoci alla postazione di questi incirconcisi. Forse il Signore opererà per noi, perché non è difficile per il Signore salvare con molti o con pochi». Lo scudiero gli rispose: «Fa quanto hai nel cuore, avviati, eccomi con te, come il tuo cuore desidera». Allora Gionata disse: «Ecco, noi ci avvicineremo a questi uomini e ci faremo vedere da loro. Se ci diranno: fermatevi finché vi raggiungiamo, restiamo in basso e non saliamo da loro. Se invece ci diranno: venite su da noi, saliamo, perché il Signore ce li ha consegnati nelle mani, e questo sarà per noi il segno». Quindi i due si lasciarono scorgere dalla postazione filistea e i filistei dissero: «Ecco gli ebrei che escono dalle caverne dove si erano nascosti». Poi gli uomini della guarnigione dissero a Gionata e al suo scudiero: «Salite da noi, abbiamo una cosa da dirvi». Gionata allora disse al suo scudiero: «Sali dopo di me, perché il Signore li ha consegnati nelle mani di Israele». Gionata si arrampicava con le mani e con i piedi e lo scudiero lo seguiva. Quelli cadevano davanti a Gionata e dietro lo scudiero li finiva. Questa fu la prima strage nella quale Gionata e il suo scudiero colpirono una ventina di uomini in mezzo iugero di campo. Si sparse così il terrore nell'accampamento, nella campagna e tra tutto il popolo. Anche la guarnigione e gli uomini d'assalto furono atterriti. La terra tremò e ci fu un terrore divino. Le vedette di Saulo a Gaba di Beniamino guardarono e videro la moltitudine in agitazione che fuggiva qua e là. Allora Saulo disse alla gente che era con lui: «Su, controllate e vedete chi sia partito da noi». Controllavano, ed ecco non c'erano né Gionata né il suo scudiero. Saulo disse ad Achia: «Avvicina l'arca di Dio». Infatti in quel giorno c'era l'arca di Dio con gli israeliti. Mentre Saulo parlava al sacerdote, il tumulto nel campo filisteo andava propagandosi e crescendo. Saulo disse al sacerdote: «Ritira la mano». Saulo e la gente che era con lui alzarono grida e mossero all'attacco, ed ecco trovarono che la spada dell'uno si rivolgeva contro l'altro, in una confusione molto grande. Anche quegli ebrei che erano con i filistei da qualche tempo e che erano saliti con loro all'accampamento cominciarono anch'essi a stare dalla parte degli israeliti che erano con Saulo e Gionata. Inoltre, anche tutti gli israeliti che si erano nascosti sulle montagne di Efraim, quando seppero che i filistei erano in fuga, si unirono con loro nella battaglia. Così il Signore in quel giorno salvò Israele e la battaglia si estese fino a Bet Aven. Gli uomini di Israele erano sfiniti in quel giorno, ma Saulo fece giurare a tutto il popolo: «Maledetto chiunque toccherà cibo prima di sera, prima che io mi sia vendicato dei miei nemici». E nessuno del popolo gustò cibo. Tutta la gente passò per una selva dove c'erano fari di miele sul suolo. Il popolo passò per la selva ed ecco si vedeva colare il miele, ma nessuno stese la mano e la portò alla bocca, perché il popolo temeva il giuramento. Ma Gionata non aveva saputo che suo padre aveva fatto giurare il popolo, quindi
allungò la punta del bastone che teneva in mano e la intinse nel favo di miele. Poi riportò la mano alla bocca e i suoi occhi si rischiararono. Uno tra la gente intervenne dicendo: tuo padre ha fatto fare questo solenne giuramento al popolo, maledetto chiunque toccherà cibo quest'oggi. Sebbene il popolo fosse sfinito, rispose Jonathan: mio padre ha rovinato il paese. Guardate come si sono rischiarati i miei occhi perché ho gustato un po' di questo miele. Magari il popolo avesse mangiato oggi del bottino dei nemici che ha trovato. Quanto maggiore sarebbe stata ora la sconfitta dei Filistei. In quel giorno essi batterono i Filistei da Micmas fino ad Aialon e il popolo era sfinito. Il popolo si gettò sulla preda e presero pecore, buoi e vitelli e li macellarono per terra e li mangiarono con il sangue. La cosa fu annunciata a Saulo. Ecco, il popolo pecca contro il Signore, mangiando con il sangue. Rispose: avete prevaricato, rotolate subito qui una grande pietra. Saulo soggiunse: passate tra il popolo e dite loro che ognuno mi conduca qua il suo bue e il suo montone, e li macellerete su questa pietra e ne mangerete. Così non peccherete contro il Signore, mangiando il sangue. E tutto il popolo condusse nella notte, ciascuno il bestiame che aveva, e là lo macellò. Saulo innalzò un altare al Signore. Fu questo il primo altare che egli edificò al Signore. Quindi Saulo disse: scendiamo a inseguire i Filistei questa notte stessa e deprediamoli fino al mattino, e non lasciamo scampare uno solo di loro. Gli risposero: fa quanto ti sembra bene. Ma il sacerdote disse: accostiamoci qui a Dio. Saulo dunque interrogò Dio: devo scendere a inseguire i Filistei? Li consegnerai in mano di Israele? Ma quel giorno non gli rispose. Allora Saulo disse: accostatevi qui, autorità tutte del popolo, cercate ed esaminate da chi sia stato commesso oggi il peccato, perché per la vita del Signore, Salvatore di Israele, certamente costui morirà, anche se si trattasse di mio figlio Jonathan. Ma nessuno del popolo gli rispose. Perciò disse a tutto Israele: voi state da una parte e io e mio figlio Jonathan staremo dall'altra. Il popolo rispose a Saulo: fa quanto ti sembra bene. Saulo disse al Signore: Dio di Israele, dà una risposta chiara. E furono indicati Jonathan e Saulo, mentre il popolo restò libero. Saulo soggiunse: tirate a sorte tra me e mio figlio Jonathan. E fu indicato a Jonathan. Saulo disse a Jonathan: narrami quello che hai fatto. Jonathan raccontò: sì, ho assaggiato un po' di miele con la punta del bastone che avevo in mano. Ecco, morirò. Saulo disse: faccia Dio a me questo e anche di peggio, se non andrai a morte, Jonathan. Ma il popolo disse a Saulo: dovrà forse morire Jonathan, che ha ottenuto questa grande vittoria in Israele? Non sia mai. Per la vita del Signore non cadrà a terra un capello del suo capo, perché in questo giorno egli ha operato con Dio. Così il popolo riscattò Jonathan, che non fu messo a morte. Saulo si ritrasse dall'inseguire i Filistei e questi raggiunsero il loro territorio. Saulo si assicurò il regno su Israele e combatté contro tutti i nemici all'intorno, contro Moab e gli Ammoniti, contro Edom e i re di Soba e i Filistei, e dovunque si volgeva aveva successo. Compì imprese coraggiose, batté gli Amaleciti e liberò Israele dalle mani degli oppressori. Figli di Saulo furono Jonathan, Isvi e Malchisua. Le sue due figlie si chiamavano Merab, la maggiore, e Mica, la più piccola. La moglie di Saulo si chiamava Achinoam, figlia di Achimaas. Il capo delle sue milizie si chiamava Abner, figlio di Ner, zio di Saulo, Chis, padre di Saulo, e Ner, padre di Abner. Erano figli di Abiel. Durante tutto il tempo di Saulo,
vi fu guerra aperta con i Filistei. Se Saulo scorgeva un uomo robusto o un giovane coraggioso, lo prendeva al suo seguito. Samuele disse a Saulo: il Signore ha inviato me per ungerti re sopra Israele e il suo popolo. Ora ascolta la voce del Signore. Così dice il Signore degli eserciti: ho considerato ciò che ha fatto Amalek a Israele, come gli si oppose per la via quando usciva dall'Egitto. Va dunque e colpisci Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene. Non risparmiarlo, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. Saulo convocò il popolo e passò in rassegna le truppe a Telaim. Erano 200.000 fanti e 10.000 uomini di Giuda. Saulo venne alla città di Amalek e tese un'imboscata nella valle. Disse inoltre Saulo ai Keniti: andate via, ritiratevi dagli Amaleciti, prima che vi distrugga insieme con loro, poiché avete usato benevolenza con tutti gli israeliti quando uscivano dall'Egitto. I Keniti si ritirarono da Amalek. Saulo colpì Amalek da Avila, in direzione di Sur, che è di fronte all'Egitto. Egli prese vivo Agag, re di Amalek, e sterminò a fil di spada tutto il popolo. Ma Saulo e il popolo risparmiarono Agag e il meglio del bestiame minuto e grosso, cioè gli animali grassi e gli agnelli, tutto il meglio, e non vollero sterminarli. Invece votarono allo sterminio tutto il bestiame scadente e patito. Allora fu rivolta a Samuele questa parola del Signore: mi pento di aver fatto regnare Saulo, perché si è allontanato da me e non ha rispettato la mia parola. Samuele si adirò e alzò grida al Signore tutta la notte. Al mattino presto Samuele si alzò per andare incontro a Saulo, ma fu annunciato a Samuele: Saulo è andato a Carmel ed ecco si è fatto costruire un trofeo. Poi è tornato passando altrove ed è sceso a Galgala. Samuele raggiunse Saulo e Saulo gli disse: benedetto tu sia dal Signore. Ho eseguito gli ordini del Signore. Rispose Samuele: ma che è questo belar di pecore che mi giunge all'orecchio e questi muggiti d'armento che odo? Disse Saulo: li hanno condotti qui dagli Amaleciti, come il meglio del bestiame grosso e minuto, che il popolo ha risparmiato per sacrificarli al Signore tuo Dio. Il resto l'abbiamo votato allo sterminio. Rispose Samuele a Saulo: lascia che ti annunci ciò che il Signore mi ha detto questa notte. E Saulo gli disse: parla. Samuele continuò: non sei tu capo delle tribù di Israele, benché piccolo ai tuoi stessi occhi? Il Signore non ti ha forse unto re di Israele? Il Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: va, vota allo sterminio quei peccatori di Amaleciti, combattili finché non li avrai distrutti. Perché dunque non hai ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino e hai fatto il male agli occhi del Signore? Saulo insisté con Samuele: ma io ho obbedito alla parola del Signore, ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato, ho condotto Agag, re di Amalek, e ho sterminato gli Amaleciti. Il popolo poi ha preso dal bottino bestiame minuto e grosso,
primizie di ciò che è votato allo sterminio, per sacrificare al Signore tuo Dio a Galgala. Samuele esclamò: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è meglio del grasso degli arieti. Sì, peccato di divinazione è la ribellione, e colpa è terafim l'ostinazione. Poiché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re. Saulo disse allora a Samuele: ho peccato per aver trasgredito il comando del Signore e i tuoi ordini, mentre ho temuto il popolo e ho ascoltato la sua voce. Ma ora perdona il mio peccato e ritorna con me, perché possa prostrarmi al Signore. Ma Samuele rispose a Saulo: non posso ritornare con te, perché tu stesso hai rigettato la parola del Signore, e il Signore ti ha rigettato, perché tu non sia più re sopra Israele. Samuele si voltò per andarsene, ma Saulo gli afferrò un lembo del mantello che si strappò. Samuele gli disse: oggi il Signore ha strappato da te il regno di Israele e l'ha dato a un altro migliore di te. D'altra parte, colui che è la gloria di Israele non mentisce, né può pentirsi, perché egli non è uomo per pentirsi. Saulo disse: ho peccato, ma onorami ora davanti agli anziani del mio popolo e davanti a Israele. Ritorna con me, perché mi possa prostrare al Signore tuo Dio. Samuele ritornò con Saulo e questi si prostrò al Signore. Poi Samuele disse: conducetemi Agag, re di Amalek. Agag avanzò in catene verso di lui e disse: certo è passata l'amarezza della morte. Samuele l'apostrofò: come la tua spada ha privato di figli le donne, così tra le donne sarà privata di figli tua madre. E Samuele abbatté Agag davanti al Signore a Galgala. Samuele andò quindi a Rama e Saulo salì a casa sua, a Gaba di Saulo. Samuele non rivide più Saulo fino al giorno della sua morte. Ma Samuele piangeva per Saulo, perché il Signore si era pentito di aver fatto regnare Saulo su Israele. Il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saulo, mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele rispose: come posso andare? Saulo lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore soggiunse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Allora io ti farò conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: è pacifica la tua venuta? Rispose: è pacifica. Sono venuto per sacrificare al Signore. Santificatevi, poi venite con me al sacrificio. Fece santificare anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio.
Quando furono entrati, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse chiamò Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare Samma e quegli disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo. E lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Samuele si alzò e andò a Rama. Lo spirito del Signore si era ritirato da Saulo e cominciò a turbarlo un cattivo spirito venuto dal Signore. Allora i servi di Saulo gli dissero: ecco, un cattivo spirito di Dio ti turba. Comandi il Signore nostro ai servi che gli stanno intorno, e noi cercheremo un uomo abile a suonare la cetra. Quando il cattivo spirito di Dio sarà su di te, quegli metterà mano alla cetra e ti sentirai meglio. Saulo rispose ai ministri: ebbene, cercatemi un uomo che suoni bene e fatelo venire da me. Rispose uno dei domestici: ecco, ho visto il figlio di Jesse il Betlemita. Egli sa suonare ed è forte e coraggioso, abile nelle armi, saggio di parole, di bell'aspetto, e il Signore è con lui. Saulo mandò messaggeri a dire a Jesse: mandami tuo figlio Davide, quello che sta con il gregge. Jesse prese un asino, del pane, un otre di vino e un capretto, e per mezzo di Davide suo figlio li inviò a Saulo. Davide giunse da Saulo e cominciò a stare alla sua presenza. Questi gli si affezionò molto ed egli divenne il suo scudiero. E Saulo mandò a dire a Jesse: rimanga Davide con me, perché ha trovato grazia ai miei occhi. Quando dunque lo spirito di Dio era su Saulo, Davide prendeva in mano la cetra e suonava. Saulo si calmava e si sentiva meglio, e lo spirito cattivo si ritirava da lui. I Filistei radunarono di nuovo le loro truppe per la guerra. Si radunarono a Soco di Giuda e si accamparono tra Soco e Azekah, a Efes Dammim. Anche Saulo e gli israeliti si radunarono e si accamparono nella valle del Terebinto e si schierarono a battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele sul monte dall'altra parte, e in mezzo c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì uno sfidante, chiamato Golia di Gat. Era alto 6 cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo
ed era rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di 5.000 sicli di bronzo. Portava alle gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le spalle. L'asta della sua lancia era come un cilindro di tessitori e la punta dell'asta pesava 600 sicli di ferro. Davanti a lui avanzava il suo scudiero. Egli si fermò e gridò alle schiere di Israele: «Perché siete usciti e vi siete schierati a battaglia? Non sono io filisteo e voi servi di Saulo? Sceglietevi un uomo che scenda contro di me. Se sarà capace di combattere con me e mi abbatterà, noi saremo vostri servi. Se invece prevarrò io su di lui e lo abbatterò, sarete voi nostri servi e ci servirete». Il filisteo aggiungeva: «Oggi ho sfidato le schiere di Israele. Datemi un uomo e combatteremo insieme». Saulo e tutto Israele udirono le parole del filisteo. Rimasero sconvolti ed ebbero grande paura. Davide era figlio di un efrateo di Betlemme di Giuda, chiamato Jesse, che aveva 8 figli. Al tempo di Saulo, quest'uomo era un vecchio avanzato negli anni. I 3 figli maggiori di Jesse erano andati con Saulo in guerra. Di questi 3 figli che erano andati in guerra, il maggiore si chiamava Eliab, il secondo Abinadab, il terzo Sammà. Davide era ancora giovane quando questi 3 più grandi erano andati dietro a Saulo. Egli andava e veniva dal seguito di Saulo e pascolava il gregge di suo padre a Betlemme.